La motrice è un elettrodiesel D445 che ovviamente porta con sé queste carrozze che si chiamano 100 porte perché hanno più porte, poi all'interno sono degli anni 30 e all'interno hanno ancora i sedili in legno, quindi pertanto le caratteristiche sono quelle originali di una volta. Risale ad alcuni anni fa, nel maggio del 2016, l'intervista che vi abbiamo proposto fatta al collega Agostino Bellavia a Porto Empedocle a bordo del suo treno, mezzo che amava tanto e che era parte delle sue passioni e della sua vita, prematuramente scomparso il giorno di Pasqua per via di un male da diverso tempo lo inseguiva e che tante volte era riuscito a scamparla, ma questa volta lo ha sopraggiunto. Agostino Bellavia aveva 64 anni, lascia una moglie, 3 figli e 2 nipoti. Lo ricordiamo come un bravo collega, uno dei pionieri della TV agrigentina, quando ancora trasmetteva in analogico con le videocassette, un uomo buono e generoso con tutti e se aveva bisogno era sempre disponibile. Con lui va via un pezzo della storia agrigentina televisiva, lo ricordiamo sempre all'opera con le prime dirette del tempo, con la passione sopravvenuta dei treni, dei modellini, cui dedicava parte del suo tempo, senza però trascurare la sua grande passione televisiva. Agostino era anche disponibile per chi si recava all'ACI, Automobile Club di Agrigento, cui lavorava come dipendente, e se avevi bisogno di qualcosa cercava sempre di darti una mano. Oggi funerali presso la chiesa Madonna della Provvidenza, al campo sportivo, alla presenza dei tanti amici e conoscenti che gli hanno voluto dare l'ultimo saluto. Alla famiglia Bellavia tutta, al fratello Maurizio e Calogero, al papà Luigi, alla mamma Anna, alla sorella Elsa, le condoglianze della nostra emittente, dei soci e dei collaboratori tutti.